In passato mura e bastioni delle città murate proteggevano le città dai nemici e dagli invasori. Oggi le città murate del Veneto aprono le loro porte al turismo italiano e internazionale, attraendo visitatori non solo attraverso la maestosa bellezza di queste antiche roccaforti, ma anche per mezzo di una sapiente accoglienza, fatta di amore per la propria storia e per la propria terra, anche a tavola. L'assemblea delle città murate del Veneto a Montagnana si è conclusa infatti proprio a tavola con un menù ispirato ai più pregiati prodotti dei diversi territori, base per un progetto di accoglienza turistica diffusa, un giro del Veneto e delle sue città murate attraverso i migliori prodotti dei 38 comuni sparsi su 6 province che aderiscono all'associazione, decisi a fare rete per proporre un circuito turistico capace di attrarre il turismo d'arte e cultura. Siamo amministratori che ci credono, che credono nel fare rete, che credono nel lavorare assieme, perché solamente questo, in un momento appunto di difficoltà quali oggi operano tutti gli amministratori, solamente facendo squadra si può raggiungere dei risultati. L'Associazione Città Murate del Veneto, nata nel 97 su iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, oggi si è data nuovi obiettivi. Oggi non più finanziata, ma l'associazione rimane comunque in piedi con grande volontà, andando alla ricerca di finanziamenti europei ancora per quello che riguarda le varie ristrutturazioni, che chiaramente le nostre città murarie hanno bisogno di avere questo tipo di interventi, ma si pone anche una mission diversa che va incontro alla richiesta del turista, del nuovo turista, del turista italiano, ma non solo, anche straniero, ovvero che cosa? Sì, la visita culturale, ma abbinata a quello che è l'emozione della enogastronomia. Prosciutto iberico euganeo, tortellini di Valeggio, asparagi di Bassano sono solo alcuni degli ingredienti interpretati in eleganti combinazioni dallo chef Giovanni Rugolotto. Il tema gastronomico è uno dei punti di forza del turismo italiano. Nel 2018 siamo andati come città murate in Cina, a Pechino piuttosto che a Xi'an. In queste due realtà dove siamo riusciti a portare le degustazioni dei nostri piatti, proprio quelli più locali, abbiamo trovato un entusiasmo e un interesse veramente notevole. Un'azione sinergica quindi che vede insieme amministratori, ristoratori, artigiani e produttori con l'obiettivo di rendere le città murate sempre più accoglienti ed attrattive.